Bentornati in un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo, un aggiornamento importantissimo che influenza quindi una svolta per quanto riguarda il prossimo weekend. Andiamo a vedere la situazione perché nel corso di questi giorni avremo un rischio grandine e temporali quindi forti in alcune aree su parte d'Italia. Per la rinfrescata bisognerà attendere, ma vi faccio sapere fra poco perché come vedete dalla grafica questo caldo intenso continua a espandersi ulteriormente verso il centro Europa e porterà ovviamente una schizzata termica anche fino a 30 gradi, pensate fino alla Danimarca, e continuerà ad azionare nel corso dei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di giovedì sulla nostra penisola, quando però è lecito, attenzione, già attendersi all'inizio settimana lo sviluppo di attività convettiva, quindi temporali anche forti in alcune aree d'Italia. Infatti come vediamo nella giornata di lunedì, come vedete, più che altro le zone favorite dai fenomeni sarà non solo le Alpi ma anche le Prealpi, specie quelle del Veneto e del Friuli, ma anche tutto il Piemonte in sconfinamento possibile fino, pensate, alle pianure del Torinese e anche del Cunese. Solo l'Alta Lombardia verrà coinvolta dai fenomeni, mentre altrove, come vedete, non avremo fenomeni se non cumuli sparsi sull'Appennino, ma nel complesso il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia, con temperature ancora bollenti. La giornata di martedì, come vedete, attività convettiva in ulteriore aumento. È possibile infatti che durante la nottata e proprio nelle prime ore del mattino un flusso instabile diretto informazioni sul Friuli vada a interessare proprio il Veneto, specie quello centro-orientale. Come vedete, queste le aree più favorite dalle precipitazioni nella giornata di martedì, compreso ancora una volta il Torinese, soprattutto il Piemonte occidentale, il Cunese e sempre possibili anche tra l'Abruzzo e le Marche sull'Appennino e sul Appennino tosco-emiliano. Come vedete, il transito che abbiamo visto da parte dei modelli viene visto nel corso della nottata, nelle prime ore del mattino, proprio sulle aree del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Queste saranno le aree più favorite, pianeggianti ovviamente nella mattinata di martedì, e così andiamo a vedere anche quello che accadrà la giornata di mercoledì, perché l'influenza del promontorio anticiclonico, sempre ovviamente di matrice africana, continuerà sul resto d'Italia, ma avremo una depressione in sviluppo proprio sulla Gran Bretagna e questa depressione potrà creare ulteriore instabilità, come vi dicevo, ancora sulle Alpi, sulle Prealpi e anche a nord dell'Appennino, con sconfinamenti fino alle pianure piemontesi e all'Alta Lombardia. Diciamo che sarà una settimana in prevalenza più dinamica dal punto di vista delle precipitazioni temporalesche, soprattutto durante il giorno. In area montana si attiverà un sistema sempre più intenso a carattere depressionario sui Pirenei, e proprio sulla Spagna andrà a formarsi un piccolo nucleo depressionario che richiamerà quindi correnti più umidi di matrice atlantica, che in contrasto poi con l'umidità che si andrà a depositare a causa dell'anticiclone africano porterà un aumento dell'attività convettiva sempre più in avvicinamento nel corso dei giorni. Il sistema che si andrà a creare depressionario proprio sulla Spagna e la Corsica sarà pronto poi a dirigersi sempre più verso nord-est, colpendo ancora le Alpi. La giornata di giovedì non assisteremo granché, quindi giovedì i settori di pianura non vedranno fenomeni, solo sulle Prealpi e le Alpi avremo attività convettiva sempre con temporali sparsi durante le ore pomeridiane. Ma attenzione, perché entriamo nel cool proprio nella giornata di venerdì, quando giungerà e si formerà definitivamente sul Golfo del Leone la depressione, e quindi forti temporali, l'azione di una forte fase di maltempo colpirà la Francia meridionale e poi con esso, a partire da ovest verso est, colpirà l'Italia centro-settentrionale, quindi assisteremo all'arrivo di forti precipitazioni. Come vedete, l'evoluzione dinamica si prospetta nella giornata di venerdì dal punto di vista delle precipitazioni. Come vedete, più coinvolte le medio-alte pianure, il Piemonte, la Lombardia
e possibilità comunque di qualche temporale accenno non solo sul Nord Africa ma anche localmente sulle zone montane della Sicilia. Questo flusso umido, attenzione, perché porterà poi a partire da domenica in poi una tendenza ancora da confermare, una rinfrescata, e questo vorrebbe dire addio al caldo africano che è stato così intenso e anomalo. Guardate come continueranno a scendere delle correnti più fresche e rientreremo in media se non sotto media nei valori massimi. Pensate, stiamo parlando ovviamente della settimana dal 7 in poi a un ritorno a temperature, pensate, più fresche, quindi massime in pianura tra i 25 e i 28 gradi. Quindi in Val Padana e anche sulle zone interne del centro si tornerà a respirare, avremo aria più tersa, cieli limpidi e nel complesso con però il passaggio di più impulsi instabili. Questo ovviamente dal 7 luglio in poi, quando tutti i modelli vedono al momento un sistema ben strutturato proprio sul centro-nord Europa che influenzerà anche l'Italia, portando quindi un netto calo delle temperature. Un ritorno a un clima fresco e quindi il secco e il caldo intenso ovviamente che abbiamo vissuto ad ora, che si ritirerà verso le sue terre d'origine, verso l'Africa, colpendo solamente in parte la Sicilia. Questo al momento una tendenza più attendibile, oltre che sullo scacchiere centro-orientale europeo. Ovviamente, come sempre, rimanete aggiornati per non perdere i prossimi contenuti. Al momento questa è la buona notizia da parte ovviamente di tutti i centri di calcolo. Ovviamente modellisticamente ci aggiorneremo e vedremo le prossime analisi come risulteranno, perché questa è ancora la tendenza da confermare.